Senti, siete qui come rete antirazzista per chiedere cosa? Siamo qui per dire che queste morti non è vero che non hanno un colpevole. I colpevoli sono due, dei trafficanti di uomini senza scrupoli legati anche alla criminalità organizzata siciliana, quindi italianissima, e le istituzioni europee e italiane. Questi morti possono essere evitati creando un diritto d'asilo europeo, in modo tale che chi chiede asilo non deve arrivare per forza in Italia, ma può arrivare in tutti i paesi europei in assoluta sicurezza, ma soprattutto istituendo dei corridoi umanitari. Non è possibile che una persona, solo perché nasce in una parte del mondo, è libera di spostarsi come vuole in aeroplano, e solo perché è nata in un paese meno fortunato o più povero debba affrontare la morte nel canale di Sicilia. Quindi dei corridoi umanitari. Rispetto a questo le istituzioni sono completamente sorde. È inutile che si piangano addosso, sono inutili i vertici europei. L'Italia ha la possibilità di intervenire, come ha fatto già l'anno scorso con l'operazione Mare Nostrum. È giusto addossare all'Europa le proprie responsabilità, ma non c'è tempo da perdere, bisogna intervenire subito e bisogna ristabilire un principio. Se è vero che gli esseri umani sono tutti uguali, noi dobbiamo pretendere e sancire per tutte le persone del mondo gli stessi diritti, anche il diritto a spostarsi, perché quando si scappa da guerre, da fame, da disperazione, è giusto che tutti i paesi europei facciano la loro parte e l'Italia faccia la propria parte per accogliere queste persone. È un principio che è stato istituito dopo la seconda guerra mondiale proprio per assicurare la pace, quella pace che noi vogliamo tutelare contro la guerra e contro queste disgrazie. Crocetta, che ha chiesto fra l'altro un consiglio a Palermo europeo, cosa gli direte o cosa vorrete manifestare? Noi diremo al Presidente Crocetta, se ci sarà la possibilità di incontrarlo, che è vergognoso che la Sicilia venga utilizzata come terreno da un lato di lager come il Cara di Mineo e da un lato di militarizzazione come sta succedendo col MUO San Niscemi, con la base di Sigonella e le altre basi. La Regione ha un compito importante, la Regione ha il compito di fare diventare la Sicilia una terra tra i popoli. Tutte queste tragedie del mare che hanno nomi e cognome degli assassini non fanno onore a questa terra e sicuramente il Presidente della Regione non se ne può levare le mani, è corresponsabile come tutti gli altri.